ogni tanto bruciavano, non si sa chi, si sa bene, ma non si sa bene, è sempre il solito discorso, insomma, bisogna trovare delle soluzioni alla radice. Lì, di là della centrale elettrica, c'è tutta la zona della discarica, l'ex discarica del comune. Non so se loro vanno ancora in zona lì a cercare qualcosa, a raccattare qualcosa. Ma non... Se i rifiuti fossero separati, invece getta là, poi si arrangiano loro e quello è il grande guaio. Però chiaramente è un problema per Sandrigo, ormai da sempre, da decenni eccetera. Speriamo che questa amministrazione riesca a risolvere questo problema, che è un problema annoso eccetera. Nel momento che tu abbandoni le persone non riuscirai ad avere un comportamento civile da queste persone. Nel momento invece che dai degli obiettivi, dai delle capacità di potersi organizzare, dai un qualcosa per cui possono anche loro inserirsi nelle società, qualche risultato in più sicuramente lo avrai. Da 5 adesso sono venuti 50. Io le ho viste le bambine così, adesso sono tutte quante con figli e sono già incinte di nuovo. Forse bisognerebbe fare qualcosa. No. Sì, no, è proprio questo. Bisognerebbe fare qualcosa a monte e non aspettare così. Adesso sono cittadini di Sandrigo e ci dobbiamo tenere qua. Bisognerebbe riuscire a concentrare la presenza in un'area dove sia appunto possibile tenere sotto controllo il numero, fissare delle presenze e chi arriva da fuori, perché ho visto anche presenze nuove così, escludere insomma.